Queste è la parole che è state dite a Geremia de par dal Signor, intanto che Nabucodonosor, re di Babilonia, e tutti gli soschiris, e tutti i reams de tiere, là che paronave la soman, e tutti i popoli, stavano combattendo quintri di Gerusalemme, e quintri di tutti gli societats. Il Signor, Dio di Israele, al disco sì, va, e feveli a Sedecie, re di Giude. Tu disaras allora, il Signor al disco sì, ve chi che soi. Io sto per consegnare queste città des mans dal re di Babilonie e le bruserà col fuoco. Tu non ti salveras de sos mans, e ti voi aviodaran i voi dal re di Babilonie, e la sua bocce fevelerà con la tua bocce. Tu t'inlaras in Babilonie. Ascolta in stes però la parole dal Signor Sedecie, re di Giude. Il Signor ti disco sì, non tu moriras grandi spade, tu moriras in paz, come che son stas brusasi bonodors pa i tiei vons, i res che han stat prendi te, così si bruserà per te, e affasaran un lament per te disint, io il Signor propit, li hai dite gli occhi ste parole, sentenze dal Signor. Allora Geremia il profeta gli ha contadis tutti questi robis a Sedecie, re di Giude, in Gerusalemme, intanto che gli schiris dal re ieri in daura combatti quintri di Gerusalemme e quintri di tutte le città di Giude, che non avevano neanche motti a Padis, quintri di Lachis e quintri di Azeche, che di fatto ieri in le città rinforciadis, anche more stadis, fra tutte le città di Giude. Queste parole e state dite de parte dal Signore a Geremia, dopo che il re Sedecie aveva fatto un patto con tutto il popolo che era in Gerusalemme, di proclamare la loro liberazione, venga stai che ognidun allassasse libero il suo sclavo, e ognidun la sua sclave, ebreo e ebree, perché nessuno non si servisse di loro, venga stai di un suo frate giudeo. A convenire in tutti i principi e tutto il popolo che erano entrati al patto di lasciare libero ognidun il suo sclavo e ognidun la sua sclave, per non servirsi più di loro. A convenire in dunque e io lasciare in libers. Ma dopo di quest patto si pentirin e tornarin a brincare i sclavi e gli sclavis che io avevano lasciati libers e io oblearin a tornare sclavi e sclavis. Allora la parole dal Signor gli è state dite a Geremia de par dal Signor così. Il Signor, Dio di Israele, al dis così, io ho fatto un patto coi vostri svons, la di che io fa salta fur de tiare dall'Egitto, di una chiesa di sotans, di sint. Passassi e tains, ognuno al tornerà a mandare in daur il suo frate ebreo che si è venduto a ti, e che ti ha servito per sì sains. Per quel che ti riguarda, tu lo lasceras dunque liber. I vostri svons non mi han ascoltato, e non ampliadis lis loro relis. Ma voaltris voi, o ses tornas, e oves fat benon dinanti me, proclamando la liberazione, ognidun tal confronts dal suo prossimo, e oves concluduto un patto dinanti me, in te chiase, là che si clama il mio nome. Poi oves cambiato idee, e oves sporchiato il mio nome, e oves tornato a chioli ognidun il suo sclavo, e ognidun la sua sclave, che io avevis lascias libers, se on che ur pareve, e io ves obleas a jes in daur, i vostri fameis e lis vostri servis. Per la quale il Signore al disco sì, voaltris non mi ve ascoltas, me, proclamando la liberazione ognidun di soffradi e ognidun dal suo prossimo. Ve chi che io soi. Io sto per proclamare la vostra liberazione, sentenze dal Signore, consegnantius alla spade, alla peste e alla fame, e facintius diventa una sblefe per ducere ams de tiere. Io riduserai che gli oms che han tradito il mio pat, mediante che non han mitudi sinvori le speraulis dal pat che veniva inconcluduto denanti me, come che il vidiel che lo han spaccato in due tocs passanti enfri. I principi di Giude
e i principi di Gerusalemme, i chiastras e i predis e tutto il popolo de tiere che son passati entri i tocs dal vidiel, io consegnerai te sgriffis dai lor nemis e te sgriffis di quel che al smitia le lor vite e i lor cadavers e saranno mangiative paiucei dal cil e pe bestis de tiere. Rivuard poase deciere di Giude insieme coi suoi princips, io consegnerai te sgriffis dai lor nemis e te sgriffis di chei che smitin alle lor vite e te sgriffis de schiris dal re di Babilonie che stan par plombà quintri di loro. Vecchi che o stoi dant ordins, sentence dal Signor, e io tornerai a menà quintri di queste citat e le chiapparan e le brusaran col fug, intant che io consegnerai le citas di Giude al svinidriment, che non le resti dentri plui nessuno.